25 milioni di euro per l'anno 2020 per i collegamenti aerei da e per Palermo finalizzati a ridurre gli improponibili costi delle tratte di collegamento tra la Sicilia e le principali città d'Italia, ma saranno solo per i cittadini residenti nel territorio isolano e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: studenti universitari fuori sede, disabili gravi ai sensi della legge 104, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro e ancora migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo non superiore a 20.000 euro. Fasce invero molto ridotte, ma è già qualcosa. Sarà necessario un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dell'Economia, si legge nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che stabilirà le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto, ai modi e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata. Un piccolo passo ancora ben lontano da quella continuità territoriale della quale da sempre si parla e che stenta a trovare sostegno e approvazione. Una scelta quasi obbligata e imposta alla politica dalla eclatante azione del presidente della regione Musumeci, che ha voluto, in occasione delle festività natalizie, che fossero messi a disposizione alcuni bus per consentire ai siciliani fuori per lavoro o studio di poter rientrare ed abbracciare i propri cari. Una battaglia che ha dato un primo timido frutto, ma che deve proseguire senza battute d'arresto per dotare la nostra disastrata terra di quel minimo che possa configurare una parvenza di civile vivibilità.